Amici collegati all'ascolto sui canali del Lega Nazionale Dilettanti, qui su YouTube, tra pochissimo la 15ª giornata del campionato di Serie C femminile Girone B. Treviso Villorba e Bergamo Robica scendono in campo. Prima però di vivere le emozioni nel rettangolo verde andiamo ad ascoltare gli allenatori delle rispettive squadre. Con mister Marianna Marini, tecnico dell'Orobica Shark, insomma una formazione che sta decimando questo campionato, che sta giocando per vincerlo. Era un obiettivo dichiarato, ritornare lì. Le chiedo innanzitutto se è soddisfatto del percorso fatto o se c'è qualcosa che vorrebbe in più dalle sue ragazze. Allora sì, innanzitutto obiettivo dichiarato, però mai facile sin dall'inizio, ci abbiamo provato, abbiamo cercato di dare il massimo nel girone d'andata e fortunatamente abbiamo fatto quasi tutti i risultati positivi. Si può fare di meglio ovviamente e diciamo che obiettivamente la rosa quasi tutta nuova all'inizio dava qualche magari possibilità di non centrare subito i risultati positivi. In realtà è andato tutto bene e diciamo che nel girone di ritorno si è consolidato un po' il gioco, un po' la presenza di alcune ragazze. Abbiamo cambiato 6 persone in uscita e 6 persone in entrata e diciamo che sicuramente abbiamo migliorato. Questo è un campo ostico qui a Villorba, come ha preparato la gara e cosa ha chiesto alle sue ragazze per fare punti? Sicuramente tranquillità, abbiamo imparato a gestire le partite meglio da quando siamo salite proprio con il Villorba prima in classifica e quindi l'obiettivo è quello di riuscire a gestire la partita al meglio senza strafare, anche perché abbiamo un buon vantaggio su questa squadra, per cui senza assolutamente minimamente sottovalutare nessuno, però dobbiamo cercare di fare le prime della classifica. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mille. Con Chiaro Orlando, il tecnico della Villorba Treviso, mister, è una partita importante per voi, è una partita dove insomma andate a sfidare una formazione costruita per vincere questo campionato, però è un Treviso che insomma non ha paura di nessuno. Sì, esatto, hai detto bene, ce la giochiamo senza grosse pressioni, non abbiamo nessun obbligo di dimostrare niente né l'obbligo di vincere, quindi è diciamo il clima perfetto per una partita del genere con il rispetto per la capolista. La sua è una formazione che crea tantissimo, che segna anche parecchio, forse un po' di difficoltà in fase difensiva. Su cosa avete lavorato nelle ultime settimane e negli ultimi mesi? Diciamo che il tipo di gioco che cerchiamo di proporre implica sicuramente un po' più di rischio partendo a giocare da dietro, quindi un po' di errori individuali che portano poi a creare anche occasioni per gli avversari ci stanno. Abbiamo lavorato molto sulla tattica individuale, quindi sulla presa di posizione nella marcatura, che è quello che un po' ci penalizza in questo momento, ma essendo una formazione molto giovane, insomma, abbiamo il futuro dalla nostra. Siamo praticamente nel rush finale di questo campionato. Le chiedo, visto i tanti e le tante esordienti di questa squadra, se ha notato dei miglioramenti e se è soddisfatto del percorso che ha fatto la sua squadra. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che non è ancora proprio il rush finale perché mancano ancora tanti punti, però è un gruppo che è cresciuto molto all'inizio dell'anno, essendo molto giovane, appunto c'è tanto margine di crescita, è una squadra che ha buona qualità e che quindi in prospettiva futura, come ho detto prima, insomma siamo positivi, ottimisti, anche perché il progetto è biennale. Quindi insomma non c'è alcuna pressione, quest'anno costruiamo, il prossimo anno speriamo di cogliere i frutti. In bocca al lupo. Grazie mille. E abbiamo sentito i due allenatori, Marini e Orlando, rispettivamente, per la Bergamo Robica e il Treviso Villorba, insomma due formazioni che adesso andremo a conoscere meglio, partendo innanzitutto da quella che è la 15ª giornata del Girone B, in questa domenica 22 febbraio, oltre ovviamente a Villorba, Treviso, Robica, Bergamo, si giocano Azzurra, San Bartolomeo, Dolomiti Bellunesi, Garlasco, ovvero Pavia Academy contro Trento Academy, poi Pro Palazzolo sfida Chievo Verona, Sud-Tirol ospita il Fanalino di Coda Tavagnacco e il Venezia ospita invece la Real Vicenza. Per quel che riguarda invece la
Classifica Orobica Bergamo, attualmente prima in classifica a 37 punti, insegue in zona playoff il Südtirol a 33, poi eccola Villorba Treviso a 28, Pro Palazzolo 24, Venezia 23, Trento Academy 22, a 21 punti Chievo Verona e Garlasco stanno lottando per evitare le sabbie mobili dei playout, e poi chiudono la classifica sempre in zona playout Azzurra San Bartolomeo 12, Real Vicenza 10, Dolomiti Bellunesi 5, ultima in classifica il Tavagnacco a quota 4 punti. Andiamo a vedere dunque le formazioni di quest'oggi, formazioni che andiamo a vedere in questo istante, con il Treviso Villorba che schiera in porta con la numero 1 Rubinaccio, con la 6 Bardan, con la 5 Martins, con la 6 Marchesin, poi con la numero 2 a destra Crevacore, a sinistra invece ci sarà Menini, in mezzo al campo Dallago e Pantano, lì davanti Tridente con Costantini a destra, Trevisana a sinistra e Avallone avanti, unica punta con numero 9. Per quel che riguarda invece l'Orobica Milano, Orobica Bergamo, pardon, formazione prima in classifica in questo girone B dopo la retrocessione dello scorso anno. In porta De Marchi, difesa a 3 in questo 3-4-1-2, Visani, Oxai e Uzqueda, poi in questo quartetto di centrocampo lateralmente Tateo a destra e Miglio a sinistra, in mezzo al campo Aversa insieme ovviamente a Poeta, dietro le punte De Vecchis a fare da supporto ai due terminali d'attacco Fragnito e Filippo. Queste le scelte di Marianna Marini, tecnico della formazione bergamasca. Dunque tra poco, dicevamo, una partita molto interessante, la prima della classe insieme contro la terza, due formazioni che sicuramente hanno due storie ben diverse. Da un lato una delle sorprese sicuramente di questo campionato, ovvero il Treviso Villorba, una formazione sicuramente giovane, ma una formazione che ha dimostrato di poter competere in questo campionato. Dall'Art invece, dall'altra parte, un'Orobica Bergamo che invece dopo la retrocessione dello scorso anno, retrocessione tra l'altro arrivata negli ultimi minuti del campionato di Serie B femminile 2024-2025, ha insomma rifondato il proprio organico e dunque è ripartita questa Serie C in grande stile. Le squadre, eccole in campo: Treviso Villorba e Orobica Bergamo si schierano di fronte al pubblico qui dello stadio comunale di Villorba, mentre l'arbitro di oggi, il signor Matteo Bertelli, appunto della sezione di Treviso, sarà coadiuvato da Giorgia Visentin, sempre della sezione di Treviso, e l'assistente 2 invece sarà sempre della sezione di Treviso, Martina Cavallini. Squadre dunque che stanno per dare il via a questa gara, insomma, per approfondire quella che è la situazione delle due formazioni. Fin qui per l'Orobica Bergamo una sola sconfitta in casa della Pavia Academy, o meglio Garlasco, ed un pareggio 0-0 sul campo del Trento, poi 12 vittorie con ben 8 clean sheet, che chiaramente valgono fin qui la miglior difesa del girone B, con solo 7 gol subiti in questo campionato. Probabilmente molto meglio la fase difensiva per le ragazze di Marini, che invece in avanti hanno realizzato solo 29 gol fatti, rispetto al Treviso Villorba che invece ne ha fatti parecchi di più, con 35 reti realizzate fin qui, che hanno prodotto 9 vittorie, di cui 5 proprio qui al comunale di Villorba, insieme a 4 sconfitte ed un pareggio, che fin qui, come abbiamo potuto vedere, valgono il terzo posto in classifica. Pallone al centro del campo. Allora si attende solo che anche l'Orobica Bergamo si schieri
per dare il via a questa partita. Ricordiamo 15ª giornata del campionato di Serie C femminile. Dunque tutto pronto, arbitro che dà un occhio al cronometro, che tutto sia a posto anche nelle due panchine. E dunque si parte, inizia in questo istante Treviso Villorba contro Bergamo Orobica, la 15ª giornata che vede di fronte le due formazioni, con il Treviso Villorba che è in completo fucsia, attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi e teleschermi, viceversa invece da destra verso sinistra questa maglia grigio-oro. L'Orobica Bergamo invece proverà a trovare altri punti fondamentali per il proprio percorso. Allora, subito rimessa laterale da Bardan, poi Crevacore è lei l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale che si inverte con Capitan Uzqueda pronta a rimettere in gioco il pallone. Palla corta, De Vecchis, ancora De Vecchis, gioco di gambe in mezzo a due, perde il pallone, l'ultima a toccare però è una giocata, è proprio De Vecchis, sembrava avesse toccato una giocatrice in maglia fucsia, ed invece possesso nuovamente per il Treviso Villorba, rimane lì però l'Orobica Bergamo che non abbassa il proprio baricentro. Adesso pallone spazzato via, poi di prima intenzione Martinis, prova ad uscire il Treviso Orobica che però sta provando a fare la partita, c'è un contatto, calcio di punizione per questo fallo commesso da Trevisan, e dunque prima occasione, potenziale occasione per la formazione ospite. Ovviamente Poeta sul pallone, pronta ad andare, vediamo se all'indirizzo della porta difesa da Rubinaccio va Poeta, pallone in mezzo, non esce Rubinaccio, poi viene travolta, probabilmente un calcio di punizione, no, solo rimessa dal fondo, ma insomma qui ha rischiato anche di farsi male l'estremo difensore del Villorba. E adesso proprio Rubinaccio può far ripartire le proprie compagne, gioca a basso subito da Bardan che poi rischia qualcosa. Rubinaccio leva ogni pensiero e prova a far ripartire le proprie compagne, pallone già gestito da Costantini, uno sguardo avanti, meglio frenare e ripartire ancora da Bardan. Pantano, la pressione adesso dell'Orobica, pallone all'indietro da Rubinaccio che colpisce la propria avversaria al volto. Rimane giù Filippo, speriamo insomma non sia fatta troppo male, chiaro che da posizione molto vicina ha preso una bella botta. Adesso prova ancora a impostare palla al piede il Treviso Villorba, poi De Vecchis in buca per Fragnito, c'è però l'offside abbastanza evidente da parte della numero 16 Anais Fragnito, classe 2005, quest'oggi insomma insieme a Marta Filippo sta facendo da terminale offensivo, ovviamente con il supporto dell'immensa Giorgia De Vecchis ancora al servizio dell'Orobica Bergamo. Torniamo sul match, pallone spazzato via, prova a tenerlo in gioco Crevacore, poi gestisce il pallone Uzuqueda, si va dalle parti di Oxai, poi Orobica che prova ad impostare, Poeta ancora per Fragnito che si contrappone alla propria avversaria, protegge il pallone, poi trattenuta, no, si gioca, tutto regolare, ancora c'è uno spazio per
Lorobica con Filippo col destro, pallone nel mezzo, De Vecchis non arriva, allontana per un istante in rimessa laterale Bardahan. Dunque abbiamo già superato il quinto minuto di gioco, ancora 0-0 tra Treviso Villorba e Bergamo Robica. Le Sharks di Marini, oggi impegnati in un campo molto difficile come quello del Comunale di Villorba, stanno provando comunque a fare la partita. Qui Martinis prova ad uscire palla al piede, l'ultima a toccare è una giocatrice in maglia grigiore, dunque rimessa laterale in favore delle padrone di casa. Pallone già giocato dal Lago, ancora una respinta, ancora una rimessa laterale. Pallone giocato corto per Trevisan che si è sganciata, poi palla persa, occhio, zona nevralgica del campo, Filippo litiga con il terreno di gioco, poi pallone riconquistato. Allora ancora Robica che però fatica negli ultimi 15 metri di campo. Adesso ancora una sfera recuperata, sempre da Fragnito che sta facendo un grande lavoro per proteggere questo pallone, glielo sradica dai piedi Pantano e allora può ripartire il Treviso Villorba. Pallone rifinito da Vallone, poi Costantini, ultima a toccare, una giocatrice di Marini, ma dunque rimessa laterale già battuta da Bardan. A Vallone si è sganciata la numero 9, poi Bardan salta la prima avversaria, poi si appoggia su Vallone che ovviamente fuori posizione cerca di prendere campo. Ancora Bardan, si gioca in un fazzoletto di gioco di campo, perdona, e allora a Vallone adesso prova ad aprire il campo. Qui bello il tocco di Fragnito che spiazza la propria avversaria. Aversa porta a spasso il pallone, lo consegna a De Vecchis, ancora ad Aversa di prima intenzione Poeta all'indirizzo di Filippo, pallone allontanato e adesso squadre che provano ad alzare il ritmo di gioco. Ancora nessuna emozione in questi primi 7 minuti di gioco della 15ª giornata, dicevamo, in questo girone B fin qui dominato dall'Orobica Bergamo. Adesso spesso vediamo Vallone che si sgancia lasciando insomma la propria posizione lì davanti per non dare punti di riferimento alla difesa. Qui deve correre Visani, poi in uscita puntuale De Marchi che va al rinvio lungo di prima intenzione. De Vecchis allontana la difesa del Treviso Villorba, poi prova ad impostare addirittura una fase offensiva la formazione di Orlando. Spalla alla porta, Costantini porta a spasso il pallone, poi ultima a toccare proprio Costantini. Qui ottima la copertura da parte di Yoxai. Pallone adesso recuperato, Villorba che prova a tenere il proprio baricentro alto. Pallone che rimane lì, poi allontanato da Oxai. Prova a gestire il pallone Poeta, uno sguardo avanti, poi scarica dalle parti di Visani. Tateo mette lungo, tocca con la testa Martinis, poi deve fare gli straordinari su questo pallone Menini. Eccola qua la numero 11 braccata, altissima la pressione da parte delle ospiti, con Filippo che adesso prova a tenere il pallone in gioco. Sguardo dentro, prova a girarsi poi Fragnito, pallone sul fondo, non tocca Rubinaccio e dunque rimessa dal fondo, primo tiro della partita. Arriva al 10° minuto. Come sempre Villorba che gioca palla al piede,
senza andare lungo dal fondo, allora prova ad approfittarne su questo errore Orobica Bergamo. E dunque Capitan Uzqueda pronta a rimettere in gioco il pallone. Allontanato per un attimo dalla difesa, poi Uzqueda anticipata, allora Costantini può far ripartire le proprie compagne. Dentro per Trevisan, qui non benissimo, poi prova a metterci una pezza Capitan Dallago. Qualche trattenuta, sbracciata, non c'è nulla, si può giocare. Dallago scarica non benissimo, allora Filippo prova ad approfittarne. Braccata da Martinis, la numero 7. Palla poi messa per De Vecchis, fa scorrere sul fondo Marchesin, dunque rimessa e sarà battuta dall'estremo difensore del Villorba, palla già messa in gioco per la solita Bardahan. Si muove Crevacore, servita, perde il pallone, poi Bardahan mette la palla in avanti per Vallone che non arriva, palla che ha superato la linea della rimessa, la linea laterale, e dunque Bardahan può andare con le mani. Solita Vallone che si sgancia. La 9 è messa giù, non c'è fallo, dunque De Vecchis uno sguardo, prova ad imbucare, non benissimo in questo caso Giorgia De Vecchis. Adesso si lotta al centro del campo. Con grande Costanza prova a tenere con sé il pallone. Qui non c'è fallo su questo contrasto, allora si può giocare. Si aprono gli spazi per il Villorba Treviso. Costantini messa giù, non c'è fallo neanche in questo caso. Si era fermata anche l'Orobica Bergamo, invece non secondo il direttore di gara. Adesso giro palla un po' confuso, prova ad impostare Dallago che salta la propria avversaria, va da Vallone, Trevisan si allarga, si va da Menini, ancora Menini, Dallago 1-2 chiuso anche con l'aiuto di Trevisan, ancora Dallago, solita playmaker della formazione di Orlando. Qui si riparte da Bardan. Giro palla poi sulla destra, pallone scodellato nel mezzo, la Crevacore fa buona guardia De Marchi, Bardahan. Qui Bardan pressata, pallone messo in avanti, Costantini però è in ritardo. Bardan dalle parti di Rubinaccio, poi Martinis centralmente, qualche difficoltà Pantano riesce a scaricare su Bardahan, ancora Pantano, 1-2 che si chiude, chiede palla a Vellone, poi un contrasto, non si gioca, non c'è fallo, fa giocare il direttore di gara, poi contatto, adesso sì c'è fallo su De Vecchis, chiaramente proteste del comunale di Villorba per questo contatto, calcio di punizione in favore dell'Orobica Bergamo, con il sinistro di Camila Uzqueda può proporsi in avanti. Uzqueda va la numero 9, palla che sfila, non la tocca nessuno, dunque si andrà dal fondo quando siamo già al quarto d'ora di gioco. 0-0 fin qui per Treviso Villorba e Orobica Bergamo. Pallone centrale per Avellone che però viene anticipata, pardon. Adesso prova ad impostare il
Villorba, cui Uzqueda si trascina il pallone fuori. Treviso che sta aspettando l'Orobica Bergamo per poi ripartire e provare a sorprendere la formazione di Marini. Villorba che sta comunque giocando non solo in questa partita ma in generale un ottimo calcio, spesso di prima intenzione. Qui da lontanissimo provato l'Eurogol Viviana Versa, pattato male però con il pallone, risultato sicuramente da dimenticare per la 17. Palla in avanti, Uzqueda evita un ribalzo pericoloso, lo evita anche Martinis, provando a far ripartire le proprie compagne con Trevisan che ha toccato il pallone. Qui Martinis in qualche modo riesce ad allontanarla e trovare addirittura Crevacore, poi Costantini si è allargata la numero 8, palla però troppo a lato e adesso il direttore di gara, che ha qualcosa da dire alla panchina di Orlando, probabilmente ha invitato le ragazze di casa insomma a rimanere sedute per non creare confusione in quella porzione di campo. De Vecchis, raddoppiata la numero 10 in mezzo a due, prova a scappare via, buona guardia qui da parte di Elena Bardan, pensate classe 2008, uno dei talenti più interessanti di questa partita, difensore attento e puntuale, in cui ha sbagliato poco. Pallone poi ora scodellato nel mezzo, deve allontanare per evitare problemi la formazione di Orlando con Visani che preferisce ripartire da De Marchi. Con i piedi De Marchi alza il pallone, uno sguardo avanti quello di Oxai, poi la pressione di Costantini, rimessa laterale per le ospiti. Qui bella l'uscita, che però si trascina il pallone sul fondo. Si trattava di Marchesin, però ha trascinato con sé il pallone oltre la linea di fondo. Dal Lago, come spesso accade in anticipo, poi ci mette la testa Poeta e prova a lanciare per la corsa di Filippo. Qui deve gestire il rimbalzo il portiere del Villorba, che poi riesce a smistare per Bardahan. Salta la propria avversaria, poi col destro non riesce a trovare Costantini, interviene Uzqueda, prova a scappare via, adesso Miglio, ancora Miglio insiste, poi palla nel mezzo, non rischia la presa Rubinaccio. Ancora Uzqueda che ribadisce in avanti, con la testa allontana in qualche modo il Villorba, alza un campanile, poi Trevisan. A pallone per Costantini, che probabilmente voleva il pallone sulla sinistra, invece è stata sorpresa dalla propria compagna. Palla che termina fuori e dunque 19° minuto che sta per volare via, ancora 0-0. Ancora un ping pong con diversi colpi di testa, poi a vuoto Menini, dunque Aversa larga a destra per Visani di prima intenzione, però palla che termina direttamente tra le braccia di Rubinaccio. Pallone già rimesso in gioco, qui protegge il pallone Dal Lago, poi Martinis, Bardan, ancora Bardan ribadisce, frangendo però il pallone contro la propria avversaria. Qui Filippo prova a superare la propria marcatrice, allontana senza pensarci troppo Marchesin, ma non è finita. De Vecchis l'imbucata per la propria compagna, batti e ribatti, il pallone arriva tra i piedi di Rubinaccio, che senza grandi difficoltà adesso gestisce palla al piede. Dal Lago in mezzo a due, allontana il pallone per Menini, arriva anche a Vallone, fa sportellate a Vallone lì davanti, adesso il pallone viene mandato a destra dalle parti
di Crevacore. Costantini litiga col pallone, leva ogni dubbio. Soai, rimessa laterale già battuta. Crevacore, uno sguardo dentro, aspetta l'inserimento di Avallone. Cross lascia un po' desiderare, facile preda tra le braccia di De Marchi, che va a lungo con i piedi. Guarda Hanna, poi Miglio si fa rubare il pallone solo per un istante. C'è un calcio di punizione però su questo contatto con Crevacore messa giù. Dunque calcio di punizione. Pallone già battuto nel mezzo. Cercare. Altezza di Menini. Dunque rimessa laterale. Uzqueda, palla che passa, già allontanata da Martinis. Trevisan allarga per Menini di prima intenzione, respinge Aversa. Rimessa laterale con tutto il Treviso Villorba nella metà campo avversaria, chiaramente escludendo l'estremo difensore Rubinaccio. Qui duro contatto, non c'è fallo e le proteste chiaramente di Orlando. Poi prova a scappare via Robica Milano, prima con Poeta, adesso con Fragnito. Grande recupero però da parte di Pantano, che si prende gli applausi del proprio pubblico. Poi in uscita Crevacore prova a metterci una pezza. Ancora Pantano, uno sguardo avanti, prova ad imbucare all'indirizzo di Costantini. Occhio alla velocità della numero 8. Costantini punta la propria avversaria. Poi Crevacore di prima intenzione dentro, cercare la pallone anticipata, non è finita però. Menini poi ci prova la numero 11. Pallone sul fondo, 23esimo minuto, 0-0 tra Treviso Villorba e Orobica Bergamo. Dall'altra parte prova nuovamente ad impostare Villorba con Trevisan. Poi il pallone è messo in avanti, occhio a Filippo, chiede l'1-2 Fragnito, poi Filippo porta il pallone sul destro, ci mette una pezza alla difesa di casa. Dunque corner. Si avvicina Poeta. Pallone scodellato nel mezzo, la palla rimane lì con qualche difficoltà, poi allontana dal lago. Poi bello qui il tocco da parte di Pantano, non arriva per un istante Trevisan, evita guai peggiori la difesa dell'Orobica Bergamo. Dunque rimessa laterale con questo corner che si stava per trasformare in una pericolosissima azione d'attacco del Villorba. Filippo
spalla alla porta, braccata la numero 7, poi prova ad uscire dal lago, viene ostacolata in maniera non regolamentare e dunque calcio di punizione con il Villorba che può provare ad impostare con un pizzico di tranquillità in più. Mentre dopo i primi 25 minuti di gara regna lo 0-0 su tutti i campi del girone B di Serie C femminile, se non ad eccezione della partita tra Azzurra San Bartolomeo e Dolomiti Bellunesi, ferma in questo momento sull'1-1. Bardahan, poi Pantano, chiede l'1-2 con Costantino, 1-2 che si chiude in uscita, va a vuoto Miglio. Villorba che non trova spazi, allora preferisce ripartire proprio con Pantano che cerca Martinis centralmente da Dallago. Occhio al mancino di Dallago che innesca la velocità di Menini. Uno sguardo dentro, Menini allunga un po' il pallone, forse troppo, Menini deve risolverlo, salta la propria avversaria, poi in mezzo il pallone per Trevisan. Uscita provvidenziale, quella di Oxai che al centro della difesa ferma un'azione molto pericolosa del Treviso Villorba e dunque corner concesso dalla difesa ospite. Ovviamente pronta ad andare la specialista dei calci piazzati del Villorba Treviso, Sofia Dallago. Con lo schema delle ragazze di Orlando, 3 ragazze sul secondo palo, le altre al limite dell'area. Parte lo schema, va corto da Pantano, uno sguardo dentro, Pantano, pallone sul destro, supera la propria avversaria, Pantano, gioco di gambe, forse toccata, si gioca, si intromette Costantini col sinistro, pallone sul fondo, occasione qui per le padrone di casa, schema insomma che stava per portare i frutti sperati. E rivediamo, prima sfonda il muro difensivo, poi bella la finta, si intromette Costantini, ruleta e poi tiro che però non porta, insomma non trova lo specchio di porta. La numero 8 del Villorba, Dallago con la suola, sposta il pallone, poi prende un po' in controtempo la propria compagna e ancora Dallago con la testa spazza via la sfera all'orobica Bergamo. Dunque Tateo non riesce ad imbucare per la propria compagna, Villorba che ha già rimesso il pallone in avanti. Qui bella l'incursione di Trevisan che ruba il tempo alla propria avversaria, poi allarga per Menini, si accentra Menini, uno sguardo avanti, vede l'inserimento di Crevacore, palla stoppata dalla numero 2. Squadre da un lato e dall'altro che stanno giocando un ottimo calcio. Qui Crevacore in mezzo a due, poi perde l'attimo, allontanato il pallone, Martinis in uscita, perde la sfera, allora De Vecchis la protegge, poi Dallago in scivolato sul pallone, intervento regolare della numero 4, Crevacore di prima intenzione per Costantini che con qualche difficoltà deve adesso inseguire il pallone, Rosdratica alla propria avversaria, allora Costantini prova ad allungare, Costantini, pallone messo in rimessa laterale da Visani. La sensazione è che insomma il Villorba sia cresciuta particolarmente in questa fase di partita rispetto ad un avvio un po' più timido, dove abbiamo visto un'Orobica Bergamo sicuramente più predominante in campo. Minuto dopo minuto però la formazione di Orlando sembra aver preso fiducia. Adesso si è fatta vedere più volte anche in maniera pericolosa l'area di rigore avversaria. Qui il movimento di Trevisan che prova a sfondare il muro difensivo dell'Orobica, ottiene forse il massimo da quella situazione lì, ovvero il calcio d'angolo. Pronta a rimettere in gioco il pallone Michela Marchesin, classe 2006.
Pronto Marchesin col sinistro, pallone a rientrare, non arriva coi pugni De Marchi, va a vuoto estremo difensore dell'Orobica. Pallone già riconquistato dal Villorba con Trevisan che poi litiga col pallone, concede una rimessa laterale alle proprie avversari. Ancora rimessa laterale. Orobica che prova ad impostare, adesso pallone è messo nel mezzo, un po' velleitario il tentativo da parte di Fragnito, che adesso va subito in pressione su Bardan. Costantini protegge la sfera, poi però consegna il pallone a Filippo, anzi perdona, a De Vecchis. Rimpallo che favorisce il Villorba, ma solo per un istante, perché Dallago sbaglia l'appoggio ed è una notizia. Ancora Dallago in pressione, De Vecchis poi si intromette dalle retrovie Trevisan, un contrasto regolare secondo l'arbitro, quello su Costantini. Eccola qua la numero 8, deve fare i conti con la pressione di Aversa. Poi Crevacore inciampa sul pallone, lo sistema, ancora Crevacore in mezzo a due, allunga come può, un po' a memoria per Costantini. Sicuramente grande intensità per la numero 2. Qui ancora Dallago a gestire un rimbalzo non perfetto, ci mette il piattone Trevisan, poi Marchesin, lei l'ultima a toccare. Dunque rimessa laterale ancora in favore delle ospiti. 32 minuti ormai trascorsi, ci avviciniamo negli ultimi 10 di questo primo tempo. Match ancora bloccato, fermo sullo 0-0, ma comunque piacevole da seguire qui sui canali della Lega Nazionale Dilettanti. Vi ricordo di seguire ovviamente anche i nostri social media, Lega Nazionale Dilettanti, per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le avventure, i trascorsi delle squadre della Serie C femminile. 4 gironi che stanno facendo divertire l'Italia intera, con partite molto interessanti anche di ottimo livello, come quella che stiamo vedendo qui oggi al Comunale di Villorba. Ed ovviamente seguite anche il sito ufficiale del Dipartimento Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, con tutti gli approfondimenti sulle squadre, sulle rappresentative, insomma su tutto quello che è il mondo della Lega Dilettanti e del Dipartimento Femminile. Torniamo sul match con questa serie di rimesse laterali. Adesso il pallone messo per De Vecchis, stavolta è lei l'ultima a toccare, e dunque rimessa laterale che si inverte, possesso in favore del Villorba. Trevisan perde il pallone, prova a riconquistarlo, qui Costantini ci crede e allora può consegnare il pallone alla propria compagna. Menini sbaglia l'appoggio Pantano, palla già messa dalle parti di De Vecchis, poi imbucata di De Vecchis, era buono il pallone per Miglio. Adesso qui Pantano insomma evita guai peggiori, manda via il pallone provando a far salire anche il baricentro della propria squadra con la testa. Oksai consegna la sfera al proprio portiere, rimessa lunga, saltano tutti a vuoto però. Allora De Vecchis, di prima intenzione Tateo, poi ancora De Vecchis, prova a servire Fragnito, qui Bardan stavolta non riesce a superare la propria avversaria. Allora De Vecchis entra nel rigore, occhio alla numero 10, chiusura da veterana quella di Bardahan, che però è una classe 2008.
insomma oggi non sta sfigurando contro clienti sicuramente non semplici da gestire. La numero 6 della formazione trevigiana. Allora occhio alle lombarde che provano ad impostare De Vecchis, uno sguardo dentro, poi sistema il pallone con la suola, il pallone scodelato nel mezzo, tocca Uzqueda ma non riesce a dare potenza, probabilmente voleva gestire quel pallone e non calciare. Controllo insomma non semplicissimo per la 9. Dall'altra parte Trevisan prova ad accelerare, non c'è spazio, deve allargare allora il pallone per Crevacore. Rimbalzo gestito con il piattone Costantini, vediamo se chiude, non chiude l'1-2, preferisce andare da Pantano. Ancora Pantano, un po' indecisa, poi Crevacore nello spazio, messa giù Crevacore, si gioca, poi pallone per Costantini, non c'è fuorigioco, allora Costantini deve gestire la sfera, si intromette però Uzqueda che poi serve all'avversaria, palla spazzata non benissimo, Trevisan con il destro. Alla lunga per De Vecchis che deve inseguire la sfera, si riparte da Rubinaccio. Poi Marchesin col sinistro delle parti di Trevisan, il pallone è buono, Trevisan a sportellate, alla peggio la numero 10 che chiede qualcosa all'arbitro, al direttore di gara, per questo contatto col proprio avversario. Indicazioni a voce alta per i due mister Orlando e Marini. Adesso Dallago per Trevisan che non riesce a stoppare bene il pallone, poi l'uscita pulita di Marchesin sul pallone. Dunque ancora Menini, Marchesin, Menini per Dallago, c'è spazio per playmaker della formazione di casa, Pantano, Costantini spalle alla porta, rifinisce per Crevacore che porta il pallone su destro, triplicata Crevacore, perde la sfera, allora Uzqueda con Oxai, poi pallone smistato da Tateo che ha cambiato fascia, Crevacore insiste però, tiene il pallone con sé, lo mette dentro all'indirizzo di Avallone, lo sentite di sottofondo, gli applausi di una comunale di Villorba che sta spingendo le proprie ragazze, questo big match della 15ª giornata. E allora pronta Michela Marchesin, va a recuperare il pallone per far ripartire il gioco con questo corner. 5 giocatrici della formazione di Orlando a riempire l'area di rigore avversaria. Pallone nel mezzo con il corpo, allontana in un primo momento Uzqueda, poi la palla viene messa fuori e ribadita ancora nell'area di rigore, in uscita De Marchi tiene con sé la sfera, poi va lunghissimo, rinvio forse non perfetto, gestito comunque da Fragnito. Allora ancora Fragnito, in buca per De Vecchis, non c'è fuorigioco, si può giocare, Crevacore si è fatta tutto il campo per riprendere questo pallone, consegnato a Rubinaccio che spazza ma dalle parti di Tateo che nel frattempo ha cambiato fascia spostandosi a sinistra. Costantini, Crevacore, ancora Costantini, prova ad allungare per Avallone, ancora un contatto, poi la palla messa lunga, corre Fragnito, riesce a tenerla in campo ma di fatto la consegna alle proprie avversarie, rimessa dal fondo. Palla lunga per Trevisan che prova a scappare via, ancora Trevisan, lei l'ultima a toccare, che scaramuccia adesso tra le due. La rimessa laterale però è in favore del Villorba.
Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di primo tempo, poi ovviamente da capire anche quanto sarà il recupero concesso dal direttore di gara. 0-0 ancora tra Villorba e Orobica. Qui si lotta sul pallone con Fragnito, gioco di gambe, poi scarica, pallone alzato all'indirizzo di Miglio che ha preso un colpo, continua a giocare, però la formazione ospite si è rialzata, il pallone poi va dentro, occhio a questa copertura, c'era fuori gioco però da parte di Miglio e Fragnito, entrambe insomma posizione regolare, ha rischiato qualcosina. Bardahan, Crevacore protegge la sfera, poi Pantano di prima intenzione all'indirizzo di Trevisan. Dal Lago deve recuperare su Miglio, pallone poi messo in avanti. Bardahan fa ottima guardia, può fare da bodyguard alla sfera che arriva dritta tra le braccia di Rubinaccio. Prezioso il lavoro qui di Avallone per consegnare la sfera a Costantini. Costantini salta la prima giocatrice, poi salta la seconda, qui rischia il cartellino giallo Oxai. Arbitro Clemente, adesso va a rapporto anche al tecnico dell'Orobica Bergamo, Marini. Calcio di punizione con Aurora Pantano. Scodella il pallone nel mezzo, palla che diventa addirittura un tiro. Grande occasione qui per Pantano, che al 42esimo insomma ha trasformato un cross in un vero e proprio tiro. Adesso spazza via la sfera Tateo. Poi qui appoggio non perfetto, quello di Menini. Ci mette una pezza, la solita Dal Lago, che adesso alza il pallone all'indirizzo di Costantini. Oxai in copertura, ancora possesso Villorba con Pantano, pardon. Crevacore si lotta sul pallone. Crevacore ottiene una rimessa laterale, puntuale l'intervento della capitana dell'Orobica Bergamo, Camila Uzqueda, classe 96. Ancora Uzqueda protegge la sfera, poi anche Oxai, l'ultima a toccare. È una giocatrice in maglia fucsia. Rimessa dal fondo e andrà sicuramente lungo De Marchi. Pallone già riconquistato dal Villorba. Trevisan, Bardahan, Dal Lago rischia qualcosa qui, poi prova ad imbucare all'indirizzo di Menini, c'è un contatto, si gioca. Trevisan, Pantano, Dal Lago mette il pallone fuori Dal Lago perché è rimasta a terra Menini. Questo contatto. Qualcosa da dire da parte del direttore di gara all'indirizzo di Alessandra Menini. Pallone restituito dall'Orobica alle padrone di casa del Villorba Treviso. Bardan qui fa scorrere il pallone e di fatto perde la sfera sull'arrivo di Aversa. Probabilmente non si era accorta della presenza della propria avversaria lì nei paraggi e dunque Bardan poi è costretta a concedere un corner.
quando stiamo per entrare nei minuti di recupero. Seguiamo questo corner. Pallone nel mezzo, rimane lì, poi un rimpallo De Vecchis e arriva il gol annullato, quello di Uzqueda per posizione di fuorigioco. Gol dunque annullato, quello realizzato da Camila Uzqueda. Aveva trovato il tap-in vincente la capitana. Vediamo se riusciamo a rivederlo. Sì, fuori gioco non su Uzqueda, chiaramente, che arrivava dalle retrovie, bensì su De Vecchis. Sì, abbastanza netta la posizione irregolare della numero 10, che era rimasta sul primo palo, però qui gran lavoro della difesa del Villorba, che ha alzato la propria linea difensiva su questo corner, quindi sul secondo pallone adesso deve correre all'indietro la difesa ospite, con De Marchi che manda avanti il pallone. 2 minuti di recupero, il primo è già volato via. Poeta allunga, ma direttamente tra le braccia di Rubinaccio. Marchesin, pallone lungo per Trevisan, vediamo se c'è spazio per un'ultima grande occasione. Trevisan, uno sguardo dentro, poi scarica per Avallone, pallone sul destro, si è inserita Pantano, servita però Crevacore, pallone dentro, il tocco di Costantini, occhio perché non è finita. Pantano prova a saltare la propria avversaria, pallone sul destro, Pantano mette dentro il pallone, dritta tra le braccia di Federica De Marchi. Con questo rinvio finisce il primo tempo, Treviso Villorba 0, Bergamo Orobica 0. Noi andiamo in pausa, vi ricordo di rimanere collegati perché sentiremo i dirigenti delle due squadre, cui abbiamo scambiato 2 chiacchiere nel pre-partita. Ci rivediamo e riascoltiamo tra pochissimo. Con il dirigente della prima squadra dell'Orobica Bergamo Calcio, Matteo Ferri. È un'Orobica che è ripartita, non era facile ripartire dopo la delusione dello scorso anno, di quella salvezza sfumata insomma negli ultimi minuti contro il Bologna. Come è ripartita la società, con quali forze, con quali energie? Allora, buongiorno a tutti. Sì, sicuramente non è stata una ripartenza facile dal punto di vista appunto della retrocessione negli ultimi 10 minuti a Bologna. Una partita fino all'ultimo minuto sudata, 4-2, poi recuperata 4-4 da parte loro, con dei nostri errori anche per della rosa giovane. E quest'anno, appunto, come diceva prima la mister, abbiamo rifatto praticamente tutta la rosa partendo da zero, tenendo 3 giocatrici dello scorso anno e andando ad aggiungere potenzialità e qualità alla rosa, appunto. È una squadra che difende molto bene, ha subito pochissimo quest'anno, forse qualche difficoltà in attacco, però insomma i gol giusti per vincere le partite fin qui. La società immagino sia soddisfatta di questo primo posto fin qui ottenuto, o si poteva fare qualcosa in più? Allora, fino ad oggi siamo soddisfatti, il campionato parla chiaro. Ad oggi c'è stata una sconfitta e 2 pareggi col Trento e col Trento basta sì. Però diciamo noi siamo soddisfatti pienamente appunto della rosa, giocatrici che sono entrate subito nell'ottica dell'Orobica, quindi un attacco, come dicevi tu prima, difficile far gol, però i gol arrivano al momento giusto. C'è stato un rinnovamento, una squadra che ha saputo cambiare ma che ha saputo comunque rimanere solida e puntare appunto alla Serie B. Cosa manca secondo te per arrivare a questo obiettivo? Allora bisogna crederci fino in fondo sicuramente, tutte le giocatrici sono da parte della mister e quindi stanno seguendo appunto l'idea di calcio che la mister propone e sono tutte a pieno ritmo, nel senso a pieno livello, e ognuna ha delle qualità che possono aiutarci appunto a soddisfare, come dicevi tu, la mancanza del gol, ma nello stesso tempo basta un gol per vincere la partita. E allora in bocca al lupo.
Crepi, grazie. Con il direttore generale del Treviso Villorba, Roberto Gnes. Direttore, è un Treviso, possiamo dire, piacevole rivelazione di questo girone B o si aspettava questo terzo posto in classifica arrivati alla 15ª giornata? No, è un Treviso molto positivo, un'annata positiva e credo che stia facendo molto bene con una squadra giovane e un plauso anche al nuovo direttore sportivo che è arrivato, ha lavorato con delle ragazze giovani in prospettiva per il nostro futuro, insomma, che vogliono crescere anno per anno, insomma, facciamo un passettino alla volta, però siamo contenti, insomma, dell'andamento che stiamo facendo. Tralasciando il campo, questo abbiamo ormai capito dalle dichiarazioni fatte nei vari mesi, è un progetto biennale, è un progetto che vuole portare il Treviso ad alti livelli. Cosa secondo lei non deve mancare per fare appunto passo dopo passo il salto di qualità per magari rilanciarsi in Serie B o perché no in Serie A un domani? Sai come funziona il calcio, bisogna avere tutte le cose a posto partendo dal nostro programma che vogliamo crescere, come ti ripetevo, anno per anno, però ci vuole la squadra, ci vuole la struttura, ci vuole società seria, società che rispetti i contratti, è tutto un programma che noi sta facendo anno per anno, insomma. Questa è la nostra idea calcistica. Ci sono tante ragazze anche molto giovani, abbiamo visto una ragazza anche in rappresentativa Under 20 della Lega Nazionale Dilettanti, è un Treviso che sta puntando sulle ragazze più giovani? Sì, è un Treviso che parte dal basso. Ripeto, noi prima prendiamo le ragazze con voglia, con determinazione, che credono nel nostro progetto, insomma, ci vuole un mix, ci vuole anche però un po' di esperienza. Questo a noi adesso ultimamente stiamo lavorando bene, il mister sta facendo un grande lavoro, sai, qualche partita l'abbiamo persa perché forse anche un po' di inesperienza e questo lo abbiamo messo in programma, insomma. Allora in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.
Eccoci ancora in diretta dallo stadio comunale qui di Villorba. Tra pochissimo si riparte con il secondo tempo, questa 15ª giornata del campionato di Serie C femminile. Treviso Villorba e Orobica Bergamo ancora ferme sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di partita, comunque divertenti e piacevoli da seguire qui sui canali della Lega Nazionale Dilettanti. Come quasi ogni domenica troverete e trovate da novembre in poi la partita più bella della settimana in diretta streaming. Si riparte dunque con il primo pallone giocato da l'Orobica Bergamo, che attacca da destra verso, giocato dal Treviso Villorba, che attacca da destra verso sinistra dei schermi e dei vostri schermi e teleschermi, viceversa da sinistra verso destra. L'Orobica Bergamo, squadra che hanno invertito il campo, qui è rimasta a terra in questo scontro una giocatrice dell'Orobica. Adesso cercheremo di capire di chi si tratta. Duro colpo. Dunque gioco fermo. Ancora a terra la giocatrice dell'Orobica. Nel frattempo unica partita sbloccata oltre all'Azzurra San Bartolomeo Dolomiti Bellunesi, che in questo momento sono ferme alla ripresa sull'1-1 sul campo del Venezia Calcio 1985, 1-0 contro il Real Vicenza Women. Tutte le altre partite, Academy Pavia, Trento Academy, Pro Palazzolo Chievo Verona, Suttirol Tavagnacco e appunto Villorba Treviso Orobica Bergamo, ferme sullo 0-0. Il gioco è ancora fermo, ne approfittiamo per rivedere quelli che sono gli schieramenti tattici confermati. Non ci sono cambi nelle due formazioni. Rubinaccio, Bardahan, Martinis, Marchesin, Crevacore, Dal Lago, Pantano, Menini, Avallone unica punta coadiuvata da Trevisan e Costantini. Questo l'11 in campo per il Villorba. Orobica invece che schiera De Marchi in porta, Visani, Oxai e Uzqueda, trio di difesa, Tateo e Miglio sulle fasce insieme ad Aversa e Poeta in mezzo al campo, De Vecchis alle spalle di Fragnito e Filippo. Questo i due 11 che stanno riprendendo il gioco qui al comunale di Villorba. Gioco ancora fermo, più di 2 minuti di stand by, tutto tempo da recuperare in fondo alla gara. Mentre abbiamo visto un cambio tra le fila della formazione ospite, dovrebbe essere entrata con la numero 24
Sofia Zannini. Adesso, grazie anche al coordinamento giornalistico di Vitalo Cantore, cercheremo di capire, è confermato questo cambio. Di fatto Zannini è in campo. Adesso proveremo a capire anche chi è uscita per far spazio alla numero 24. Ancora fermo il gioco duro scontro e adesso sembra rialzarsi dunque, almeno per il momento lascia il terreno di gioco si tratta di Tateo, che ha perso sangue nel sopracciglio, già medicata, dunque riprende il gioco. 4 minuti insomma di fermo qui al Comunale, adesso si può riprendere. Primo pallone giocato da Aversa, poi smistato, prova ad affondare ancora Aversa che trattiene dal lago, non c'è fallo, si gioca. Menini, Costantini che ha cambiato fascia, poi col tacco a Vallone allarga il gioco, poi Menini, pallone scodellato nel mezzo, l'indirizzo di Avallone allontana subito Oxai, poi in qualche modo Uzqueda riesce ad allontanare ma la palla è già tra i piedi di Dallago. Menini larga a sinistra per Costantini, ancora Costantini, gioco di gambe, poi Pantano in mezzo a due, protegge la sfera, scarica, anzi no, finta di scaricare, poi tiene con sé la palla centrale anticipata, in questo caso Crevacore, palla tra i piedi di Rubinaccio. Qui gran gioco di Trevisan, c'è tanto spazio per Menini che viene servita solo in un secondo momento, palla un po' corta, Menini riesce comunque a far su il pallone, ancora la 11, Menini in mezzo dentro, allontana la difesa delle Shark con Visanti che riesce a allungare in corner. Opportunità qui, pronta a rientrare Tateo, direttore di gara, che prima controlla le condizioni alla testa da parte di Tateo. Eccola qui la 18 che dunque rientra, e allora corner in favore del Villorba, si ritorna a giocare 11 contro 11. Pantano scodella nel mezzo, ha alzato un campanile, lotta Costantini con la testa, poi prova ad allungare la palla, rimane lì Uzqueda, anzi no, Filippo leva ogni dubbio, si corre su questo pallone, allora Pantano palleggia al volo, grande classe di Aurora Pantano, poi col sombrero per un istante Trevisan. Tateo appena rientrata dopo la botta presa alla testa, e allora Zannini prova ad imbucare, si intromette anche Trevisan, Zannini tiene con sé il pallone, poi De Vecchis alza questa sfera direttamente sul fondo. 0-0 quando sta per iniziare il 55esimo minuto di gioco, anche se ne mancano circa 4-5 al conteggio dell'arbitro per insomma lo stato di blocco che ha subito la partita a causa dell'infortunio appunto di Tateo. Villorba che si propone in avanti, pallone per Costantini, sfila, non arriva pallone, allora Menini deve inseguire la sfera, lascia andare oltre la linea laterale
conquistando così la rimessa. E allora Marchesin, Menini, arrivo, il ritorno di De Vecchis che riesce a far su il pallone, poi la palla messa avanti con la spalla, prova a mandar via la propria avversaria Zannini. Bardahan però fa buona guardia. Allora rimessa laterale con De Vecchis che lascia il pallone a Filippo, che ha iniziato la partita da punta e che adesso invece sta facendo un po' l'esterno basso, insomma una sorta di terzino a tutto campo. Qui il pallone è uscito e la pallone non è riuscita a tenerla in campo. Filippo, De Vecchis tocca, poi in qualche modo prova a gestire la sfera avversa, anzi pardon, si trattava di Miglio. Dunque pallone già giocato. Qui Menini, ultima a toccare, è proprio la 11 che si dispera. Costantini, qui in pressione, poi Uzqueda allontana la difesa del Villorba. Insiste il Villorba, a Vallone, protegge la sfera, ancora Vallone, trattenuta, calcio di punizione in favore del Villorba con Giulia Vallone, trattenuta irregolarmente. Seguiamo questo calcio piazzato mentre c'è un cambio a entrambe le parti. Fuori Giorgia De Vecchis, al suo posto Lucia Capolupo. Mentre per quel che riguarda il Villorba, fuori Costantini, gran partita quella della numero 8, prende il suo posto Sara Pisoni. Giocatrice impegnata nella rappresentativa Under 20, abbiamo vista protagonista nelle amichevoli contro Arezzo e Sassuolo, nella formazione del selezionatore Canestro. È rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti Femminile, che sarà impegnata ovviamente nel primo vero appuntamento stagionale, ovvero la Viareggio Cup Women's. Impegni che ovviamente vi trasmetteremo sui nostri canali. Ma seguiamo questa rimessa laterale, non benissimo, stop non perfetto quello di Sara Isabel Pisoni. Dunque rimessa laterale che adesso è in favore delle ospiti. Dallago ci mette il piede, prova comunque ad uscire l'Orobica, che però di fatto consegna la sfera alle proprie avversarie, mentre in panchina mister Orlando
la panchina del Villorba si confronta anche con Gianni Bortoletto, che da pochi mesi è entrato nello staff di questa formazione femminile, lui che è stato lo storico vice allenatore di Alberto Cavasin, allenatore che ha seguito diverse panchine in Serie A come Lecce, Fiorentina e Messina, ma insomma Bortoletto una vita nel mondo del calcio maschile, ha fatto anche da primo allenatore non solo in Serie C e Serie D, ma anche in Serie A africana e in Cina. Poi insomma un po' a causa della nipote che gioca nell'Under 15 del Villorba si è avvicinato al mondo del calcio femminile. Mentre torniamo sulla partita con il break da parte di Visanti che allarga a sinistra da Tateo. Tateo imbucata dentro, prova a tenere con sé il pallone Capolupo, buono il pallone Capolupo, prova a giocarlo, scarica su Tateo, uno sguardo dentro, Tateo alza il pallone con i piedi, allontana Crevacore, poi l'ultima a toccare proprio una giocatrice in maglia grigio-oro. Dunque rimessa laterale, Bardahan pronta a rimettere il pallone con le mani. Dal Lago, ancora una ribattuta, palla che sfila, occhio a Trevisan che alza il pallone per la corsa di Pisoni, poi in uscita De Marchi con la testa Pantano. Trevisan imbucata per Pisoni che prova a girarsi, anticipata però da Filippo, ripartenza immediata del Robica, pallone lunghissimo, batti e ribatti, si gioca meno palla a terra in questa fase di partita con Del Lago adesso che ha qualche difficoltà nel fango del centro del campo. 1-2 adesso bellissimo qui tra Menini e Pantano, contatto, non c'è nulla, si gioca, anticipo poi ottimo e puntuale quello di Martinis, grande agonismo adesso con la Robica che si propone in avanti. Zannini, spalle alla porta, raddoppiata, ancora Zannini, tiene con sé la sfera, la porta a spasso sull'auto di destra, poi Zannini deve fare i conti con il ritorno di Pantano, rimessa laterale in favore delle Lombarde, con Filippo che andrà con le mani. Dal Lago qui perde la sfera, insiste ancora l'Orobica, palla che rimane lì, Zannini, pallone allontanato, allora Dal Lago calcia via, più lontano possibile il pallone, giocabile però da Vallone. Qui gran giocata di Trevisan, la classe della numero 10 che però è vana, poi pallone riconquistato da Pantano, sombrero di Pantano, e qui qualcosa da dire fra le due giocatrici. Cartellino giallo, penso ad entrambe le giocatrici, sì. Cartellino giallo dunque per Aversa e Pantano, qualche scaramuccia che dura già dal primo tempo, insomma il cartellino era nell'area per un po' di nervosismo. È chiaro che è una partita molto sentita perché se l'Orobica fin qui ha fatto un percorso praticamente netto, è anche vero che il campionato non è finito, ci sono tanti punti a disposizione, insomma classifica che può essere stravolta anche da partite come quelle di oggi. Marchesin lungo, Uzqueda non benissimo, può approfittarne Crevacore con la punta. Uzqueda evita l'ingresso del pallone nella propria area di rigore, qui scappa via con grande nonchalance Capolupo che salta la propria avversaria, è un 2 contro 2 con il Treviso costretta a correre all'indietro. Capolupo, finte di corpo, ancora con le gambe Capolupo, salta anche la propria avversaria, il ritorno puntuale di Bardahan, ma non è finita. Tateo prova ad andare col sinistro, poi ferma il pallone Uzqueda, pallone altissima, Zannini fa scorrere, poi Rubinaccio tiene con sé il pallone e dunque riparte il Treviso con Bardahan.
qui non benissimo in impostazione il Treviso, che chiaramente giocando palla a terra già con il proprio portiere ogni tanto rischia qualcosa, e questa però l'impostazione che coach Chiara Orlando sta chiedendo alle proprie ragazze. Marchesin, pallone toccato e dunque rimessa laterale in favore del Villorba. Villorba che nella classifica della valorizzazione delle giovani calciatrici nel girone B è prima, una formazione piena di giovanissime talenti. Occhio però, perché qui, ritornando sul match, Pantano subisce fallo, non secondo l'arbitro, Rudetta, poi si gioca Menini a pallone, 1-2 chiuso, poi protegge la sfera, non benissimo qui Visanti, poi pallone laterale ed è possesso in favore del Villorba. Treviso che quando si accende riesce a chiudere delle triangolazioni molto interessanti, alcune giocatrici con una particolare classe nei propri piedi. Qui pallone scodellato direttamente nel mezzo, non arriva pallone, però arriva per Del Lago che prova ad andare in porta, ampiamente a lato il tentativo di Sofia Dal Lago. De Marchi con i piedi a pallone, anticipa tutti ma solo per un istante. Filippo manda la palla al centro del campo, Pantano manca il pallone, dunque Tateo ferma la sfera, poi la protegge ma solo per un istante perché Pantano gliel'ha già sradicata. Trevisan, poi Crevacore, scappa qui Pisoni sul lato di destra, Pisoni poi toccata, non c'è nulla secondo l'arbitro, si lascia un po' andare giù a terra Pisoni, qui forse poteva fare meglio la numero 20. Allora break dell'Orobica, larga a sinistra delle parti di Zannini, al centro Capolupo chiede il pallone, Zannini punta la propria avversaria, uno sguardo dentro, poi va sul fondo, basso il pallone, non si fida Martinis che preferisce concedere il corner, un po' contrariata Rubinaccio che forse voleva bloccare il pallone, prenderlo con le mani, insomma mettere fine a questa fase offensiva. Dunque corner, pronta dalla bandierina Capolupo. 5 giocatrici dell'Orobica, qui pessimo corner di Capolupo che insomma manda il pallone direttamente sul fondo. Con i piedi, già battuto il pallone, Bardahan allunga la sfera per Pisoni che controlla il rimbalzo, cerca una compagna, trova Bardahan, subito pallone respinto poi centralmente da Dal Lago. Pantano, uno sguardo in avanti, Pantano protegge la sfera, non benissimo, viene sradicata poi Pantano, gran ritorno della numero 7 a pallone, larga a destra da Crevacore che però con qualche difficoltà controlla il pallone che termina oltre la linea laterale. C'è un cambio adesso, fuori Elena Bardan, gran partita di sacrificio per la numero 6, al suo posto Adele Bortolato, classe 1999. Riprende il gioco. Primo pallone toccato da Bortolato, poi Martinis non benissimo all'indirizzo di Rubinaccio, deve correre all'indietro Marchesin, allora Menini prova a scappare via, ancora Menini allunga la sfera per Trevisan, con il tacco Trevisan non si fa sorprendere però la difesa dell'Orobica. Poi qui Pantano
Qui un po' nervosa Pantano, diversi colpi, poi rimane giù. Visanti, qualcosa da ridire. Arriva anche Capolupo a dire la sua. E qui l'esperienza di Capitan Camila Uzqueda, che va a prendere le proprie compagne e le porta via per ritornare a giocare. Altro cambio, stavolta tra le fila dell'Eurobica Bergamo. Dentro Maria Chiara Bauci, a proposito di rappresentativa Under 20. Prende il posto di Camila Uzqueda, che lascia la fascia da capitano. Gran partita della numero 9, che non è proprio felicissima della sostituzione. Una partita però di grande esperienza per la classe 96. Al suo posto, dicevamo, Maria Chiara Bauce, una delle ragazze che ha fatto parte della rappresentativa negli ultimi anni della Lega Nazionale Dilettante, ovviamente femminile, protagonista lo scorso anno proprio con Pisoni anche della Viareggio Cup Women's. Ritorniamo sul match con Aversa, che qui è lungo il pallone, ma nella terra di nessuno se non dell'estremo difensore Rubinaccio. Qui Menini perde il pallone, allora palla già spedita al centro dell'area, un po' indecisa Rubinaccio, comunque nulla di troppo pericoloso dalle sue parti. Il pallone è lunghissimo, quello di Crevacore, poi la palla passa e allora Bauce insegue la sfera. Qui Miglio non riesce a trattenere, occhio alla ripartenza del Villorba, scappa via Pisoni, la velocità della numero 20, chiede palla nel mezzo Trevisan, la palla è per lei, non benissimo Trevisan, comunque riesce a farla sua. Ancora Trevisan, punta la propria avversaria, raddoppiata la 10, scarica da Menini, chiede palla al centro Avellone, ancora Menini che finta di andare dentro, poi ottiene una rimessa laterale. Ha rischiato qualcosa qui l'Eurobica Bergamo, pronta ad entrare Deborah Zilli. Qui Pantano porta a spasso il pallone, poi scarica 1-2 che non si chiude, la palla è per Trevisan, ancora dentro per Pantano, spalle alla porta, deve scaricare su Menini, no, Pantano si mette in proprio, poi mette il pallone nel mezzo, palla fermata da Aversa, ancora respinta da Trevisan, la palla rimane lì, Pantano prova a gestire, ancora Pantano, sbagliato qui l'appoggio di Avellone, poi commette un fallo e rischia il cartellino giallo. Trevisan graziata dal direttore di gara. Adesso Villorba che sembra averne di più, mentre Eurobica che insomma ha un po' finito le idee in questo finale di gara, ancora in realtà più di 18 minuti di più recupero da giocare, insomma c'è una vita davanti per entrambe le squadre. E allora Tateo che ha nuovamente cambiato fascia, abbiamo vista sia sull'auto di destra che sull'auto di sinistra, cambio che ha fatto anche nel primo tempo, insomma una sorta di strategia quella del tecnico Marini. E allora eccola qua, Tateo. Capolupo non arriva, altra rimessa laterale però. Ancora Tateo con le mani. Ancora una respinta di Marchesini. Qui c'è il fuorigioco, mentre arriva un altro cambio.
Fuori Avallone, gran partita di sacrificio per la numero 9, al suo posto Deborah Zilli, classe 99. Palla lunga per Pisoni, ultima a toccare è proprio Pisoni. Un po' più silenziosa in questa fase di partita allenatrice dell'Orobica Marini, mentre mister Orlando è rimasta in piedi. Qui gran classe di Trevisan che fa scomparire e riapparire il pallone, poi scarica, riesce comunque a passare il Villorba. Adesso palla messa a sinistra dalle parti di Zilli che sterza verso il centro, poi allarga da Pisoni che inciampa sul pallone. Il ritorno di Pisoni comunque permette al Villorba di conquistare una rimessa laterale in fase offensiva. Zilli con le mani per Trevisan, anticipata, allora Del Lago, non benissimo, Pantano perde il pallone, poi Pantano, non c'è fallo, dunque Trevisan, ancora Trevisan, Crevacore prova a scappare via, insomma funzione fondamentale da dicevamo una funzione fondamentale quella di Sofia Dal Lago, classe 2005, anche lei un volto noto delle rappresentative della Lega Nazionale Dilettanti. Seguiamo questa azione, poi avremo modo di parlarne. Pisoni, spalla alla porta, si gira Pisoni, poi pallone scortato, che non è ancora uscito, anzi sì, pallone scortato, dicevamo, da Visanti. Dal Lago, un volto conosciuto dalla Lega Nazionale Dilettanti, protagonista per più anni nella rappresentativa femminile della Lega Nazionale. Insomma, ci teniamo anche a spendere un grazie alla nostra coordinatrice giornalistica Vitala Cantore, che come sempre ci affianca in ogni diretta su ogni campo. Qui il pallone passa, Zannini lo gestisce, poi lo mette sul sinistro, meglio sul destro, ci ripensa, poi imbuca dentro. Con questo contatto non è finita ancora Zannini. Zannini col destro, gran botta, respinta. Poi da lontanissimo ci ha provato Aversa. Pallone sul fondo. (79esimo minuto appena iniziato). 0-0 fin qui. Squadre che non hanno ancora stappato la partita. All'andata finì 2-0 per l'Orobica Bergamo. Pensate, qualora dovesse finire così, sarebbe il 9° clean sheet per la formazione bergamasca. E tra l'altro il cartellino giallo di prima all'indirizzo di Aversa è il secondo cartellino giallo del campionato dell'Orobica. Praticamente un dato molto particolare. Ovviamente
diciamo, a differenza ad esempio del Treviso Villorba, che fin qui ha collezionato 9 gialli, 10 con quello di oggi dato a Pantano e un cartellino rosso. Trevisan scarica, non, secondo Poeta, che riconquista la sfera, poi qui deve fare gli straordinari Bortolato, pallone respinto ma già in possesso delle bergamasche. Finta Aversa, poi col sinistro prova ad imbucare, tocca Bauce, poi porta a spasso il pallone Zannini. Dunque di prima intenzione capolupo dalle parti di Filippo, che mette la palla giù col destro, pallone che passa allontanato per un istante da Bortolato, si lotta in quello spazio di campo, poi prende porta Poeta che cade giù, non c'è fallo. Capolupo prova a saltare la propria avversaria e qui grande copertura difensiva da parte di Menini, poi anzi pardon, si tratta di Zilli. Dunque Dallago di prima intenzione a cercare Trevisan, qui Tateo deve fare gli straordinari sulla pressione di... E qui c'è il cartellino giallo per Tateo, che non ha subito fallo, poi ha fermato il pallone con le mani, l'arbitro l'aveva anche un po' graziata, poi insomma reazione di Tateo, cartellino giallo sacrosanto. E proteste qui da parte del dirigente Ferri. Si è aperta però la fasciatura che ha alla testa, il bendaggio di Tateo si è aperto, dunque bisogna richiuderlo. Cartellino giallo anche per Marini, proteste da parte dell'allenatrice. Mentre è pronto un altro cambio tra le fila del Villorba, pronta ad uscire Sofia Dallago, al suo posto Mary Bistaffa. E finisce dunque la partita di Sofia Dallago, una delle migliori in campo quest'oggi, grande quantità e qualità. E dunque fuori Sofia Dallago. Qui pallone lungo direttamente sul fondo. 83esimo minuto di gioco. Ci aspettiamo ovviamente un recupero sostanzioso. Secondo tempo, devo dire, molto piacevole, che però è volato via. Questo 0-0 un po' bugiardo, perché in realtà è stata una partita piena di emozioni da un lato e dall'altro, squadre che in fasi diverse della partita hanno comunque trovato diversi spunti. È mancato oggettivamente solo il guizzo per trovare il gol del vantaggio da un lato e dall'altro. Qui si lotta, 3 giocatrici a terra ma si gioca. Qui Pantano avanti, pallone che però ha superato la linea. E dunque sventata con questo pallone fuori, una possibile occasione molto pericolosa, però la sfera era insomma uscita ampiamente. Adesso pallone ancora allontanato.
Pallone lungo, allontanata da Tateo. Pantano prova a ripartire l'Orobica, allontanata la sfera, poi la Marchesin. Dunque Tateo, palla che scorre, prova ad approfittarne Bauce, proprio con le mani la numero 20. Zannini, la palla scorre, l'ultima a toccare però è proprio Marchesin, e dunque corner in favore delle bergamasche. Pallone giocato corto, poi Poeta nel mezzo e arriva il gol da parte dell'Orobica Bergamo, con questo pallone messo dentro da Poeta, e dunque l'1-0. Andiamo a rivedere, firmato da Zannini. Vedete qui, pallone messo in mezzo e sul secondo palo Zannini fa quello che un attaccante deve sempre saper fare, ovvero trovarsi al momento giusto, nel posto giusto. 1-0 e dunque passa in vantaggio la formazione ospite. Vediamo se arriverà subito una reazione da parte del Villorba. Trevisan qui commette fallo. Pallone ancora per Zannini, gestito, Zannini si gira, va in porta Zannini. Ispirata Sofia Zannini dopo la rete dell'1-0. Trevisan allunga questo pallone per Pisoni, che prova a scappare via. Un colpo su Pisoni che però si rialza. Qui Zilli, ultima a toccare, ancora una giocatrice dell'Orobica Bergamo. Anzi no, pardon. Pallone che viene assegnato all'Orobica Bergamo. Tateo. Pantano. In buca per Pisoni. Prova ad affondare sull'out di destra Crevacore. Quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, ovviamente in attesa di capire quale sarà l'entità del recupero. Menini prova ad allungare, Trevisan insiste, poi Poeta come può allontana, pallone giocato adesso da Marchesin, lunghissima la sfera per Pantano che la mette giù a sportellate. Pantano l'ultima a toccare
è una giocatrice in maglia grigio-oro. Dunque Trevisan, Zilli, Pantano, poi Marchesin allunga per Pisoni, spalla alla porta Pisoni, sempre Pisoni, prova a superare la propria avversaria, colpita al colpo, non secondo l'arbitro, si gioca, fallo commesso da Zilli. E qui Pisoni si è rialzata, però c'è un'altra giocatrice a terra, penso dell'Orobica Bergamo. Qualche difficoltà, si rialza Miglio, problema al polpaccio. Miglio resta in campo, un po' claudicante. 7 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Qui scappa via Capolupo, ancora Capolupo, frena, va sul sinistro, poi punta la propria avversaria, sempre Capolupo, gioca sul posto con il corpo, con la suola, tiene il pallone, triplicata Capolupo, cade giù, l'ultima a toccare è proprio la 4, dunque adesso pallone lungo, Pisoni allunga con la testa, palla che rimane molto alta, Poeta solo per un istante l'Orobica, poi pallone allungato per Zilli di prima intenzione per Trevisan, finta di corpo di Trevisan, poi Poeta allunga la sfera, dunque Zilli l'ultima a toccare proprio la 19, dunque ci sarà un cambio. Fuori Zannini, autrice del gol che fin qui sta decidendo la partita. Al suo posto Vicky K. Pantano centralmente da Bistaffa, che poi però non gestisce bene la sfera. Già volati via i primi 3 minuti dei 7 concessi di recupero. Ultimo assalto disperato della Villorba. Trevisan duplicata, trattenuta anche dai fianchi, Villorba si riesce comunque a girare. Allora calcio di punizione di Trevisan in favore del Villorba, con Trevisan che stava praticamente battendo in movimento. Questa è sicuramente un'occasione per scodellare il pallone nel mezzo alla ricerca di un disperato gol del pari. Pantano dentro il pallone, il cercare Pisoni, non arriva dalle retovie Crevacore, che manca l'appuntamento con il pallone, una questione di centimetri. Due minuti alla fine del match. Crevacore, triplicata, va dentro per Menini, la palla passa a Pantano, pensa al tiro, poi deve proteggere la sfera, ancora Pantano, lungo il pallone di Poeta, non benissimo Bistaffa, poi
Ancora un calcio di punizione in favore del Villorba. Pantano litiga col pallone, non lo riesce a gestire. La palla viene messa in avanti per K, allontana in un primo istante Martinis, poi dalle retrovie ci prova col sinistro Bauce, pallone facile preda di Rubinaccio. Centralmente Trevisan fa scorrere il pallone la numero 10, ancora Trevisan fa valere il proprio fisico. Zilli chiude lì quella parte di campo Teteo, poi si gioca, l'intervento è sul pallone, allora Poeta in mezzo a due, Poeta tocco sul piede, calcio di punizione per l'Orobica Bergamo, calcio di punizione che equivale a una vera e propria bombola d'ossigeno per le ragazze di Marini, possono respirare un attimo e allentare la pressione, il forcing finale che Villorba sta mettendo in campo per recuperare questa partita alla ricerca del gol del pari. Lunghissimo il pallone di Aversa, toccato per un istante da Bauce, poi Villorba che prova a ripartire, Bauce rimane in pressione, c'è calcio di punizione in favore del Villorba con Bistaffa che lancia avanti il pallone, due sole maglie fucsia in mezzo a 6 grigie e oro. Pantano recupera la sfera centralmente da Trevisan, Zilli, anzi Pisoni, pardon, Trevisan, un po' di confusione lì, l'ultima a toccare una giocatrice bergamasca, pallone già giocato con le mani, Trevisan, larga a destra da Crevacore, arriva la numero 2, non commette falla, Crevacore poi salta, ancora Crevacore col destro dentro, il gol del pari al 97esimo, ha pareggiato il Treviso Villorba con il gol di Elisa Crevacore nel momento di disperazione, nel momento decisivo arriva Crevacore e mette dentro il gol dell'1-1. E adesso vediamo, vedete qui Crevacore, anticipo questo contatto, poi salta la propria avversaria, destro imprendibile per De Marchi, 1-1. Vediamo se ci sarà tempo per altre emozioni mentre sono ormai scaduti i 7 minuti di recupero. Arbitro che guarda il proprio orologio. Finale pieno di emozioni qui al Comunale di Villorba. Palla davanti adesso, occhio perché prova ad inserirsi, arriva il gol clamoroso, clamoroso, e nuovamente in vantaggio l'Orobica Bergamo, clamoroso il gol dovrebbe essere Vicky K, gol dell'Orobica che ritorna in vantaggio, è proprio lei, Vicky K, mette dentro il gol del 2-1, partita che sembrava ormai essere ai titoli di coda ed invece Vicky K inserisce un ultimo spezzone di film di questa partita. Subito dopo i titoli di coda, al 98esimo, arriva il nuovo vantaggio dell'Orobica Bergamo. Chiaramente adesso lo sconforto del Villorba che stava per trovare un punto d'oro, e la notizia è anche che insomma l'Orobica Bergamo ha subito il proprio 8º gol del campionato. Triplice fischio, finisce così, l'Orobica Bergamo passa al Comunale battendo il Treviso Villorba per 2-1 in una partita piena di emozioni. Prima il vantaggio nel secondo tempo di Zannini che ha firmato l'1-0 e poi il pareggio insperato ormai al 97esimo segnato da Crevacore, e
la contromossa, il gol finale del 2-1 in favore dell'Orobica Bergamo, messo dentro da Vicky K. Finisce così 2-1, rimanete collegati però perché tra pochissimo andiamo a sentire le protagoniste di questo match, a tra poco. Con Giulia Vallone, Giulia, è sicuramente un grande dispiacere, una partita che avevate acciuffato per i capelli in extremis e poi il gol beffardo alla fine. Ti chiedo però le cose positive di questa partita, cosa c'è di positivo in questa sconfitta, qualora ce ne fosse? Beh, sicuramente l'atteggiamento, si è vista una grande squadra, con voglia di lottare, di vincere la partita, l'abbiamo dimostrato fino alla fine e poi purtroppo il risultato è andato così. Vado oltre il risultato, Giulia, perché è una Villorba che gioca palla a terra, anche rischiando qualcosa tutto in fase difensiva. È un Villorba che ha messo in difficoltà comunque una corazzata come l'Orobica. Sì, noi cerchiamo sempre di fare il nostro, mettere il nostro gioco in campo e penso che l'abbiamo dimostrato e abbiamo dimostrato che squadra è il Villorba. Siete terzi in questo momento, però bisogna inseguire perché i posti per i playoff sono solo 2. Credete ancora nel sogno playoff? Noi lottiamo partita per partita, poi si vedrà, quel che succede succede. Va bene, allora ti lasciamo andare, grazie, buona giornata. Allora rimanete collegati perché tra pochissimo avremo anche una giocatrice dell'Orobica Bergamo, tra poco.
Eccoci ancora in diretta qui dal Comune di Villorba, siamo con Tateo e Maria Chiara Baucia. Parto da Giorgia Tateo. Giorgia, una vittoria incredibile, una partita forse non la migliore del vostro campionato? No, sicuramente non la migliore, soprattutto nel primo tempo loro erano rapide, giravano palla velocemente, ci hanno messo abbastanza in difficoltà, però noi siamo queste tutte insieme col gruppo, nel secondo tempo ci siamo rialzate fino all'ultimo secondo. È stata una vera battaglia in campo, la tua fasciatura lo dimostra, non sei voluto uscire nonostante il problema. No, non la lascio la mia squadra. Bene, passo anche da Maria Chiara Bauce. Maria Chiara, è un inserimento importante il tuo in questa partita, hai dato un grande apporto. Come si sei trovata in campo, soprattutto inserirti dopo, visto insomma il ritmo di gara che era molto alto? Allora, sicuramente entrare dopo è sempre difficile perché le ragazze, la squadra sono già a un buon ritmo, hanno già raggiunto un buon livello di gioco e poi sì, gli ultimi minuti sono sempre quelli più difficili dove entrambe le squadre cercano di dare tutto. Poi eravamo sullo 0-0, quindi sicuramente è stato un po' difficile, sì. Senti, oggi 8° gol subito in 15 partite, un ritmo insomma difensivo molto molto importante. Qual è il segreto di questa aerobica Bergamo? Allora, diciamo che il nostro obiettivo sicuramente è prendere meno gol possibili. Come? Stando sempre unite con la squadra, stando bene compatte e non rischiare niente sicuramente. Grazie ragazze. Grazie a voi. Grazie, allora lasciamo andare le ragazze, noi vi ringraziamo per potete andare, grazie ragazze. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in nostra compagnia, qui dal Comunale di Villorba è tutto, dunque Orobica Bergamo batte in extremis 2-1 il Villorba Treviso. Da Giovanni Saeli è tutto, ringrazio la Camera Matteo Pompilio e tutti voi che ci avete seguito come ogni domenica sui canali della Lega Nazionale Dilettanti. Buona domenica.